Recentemente si è scoperto che alcuni fiori producono come ricompensa per gli impollinatori delle sostanze che hanno delle proprietà curative. Siamo a Pollination, il giardino degli impollinatori, e siamo ad autunno inoltrato. Sono pochi ormai gli impollinatori attivi, possiamo osservare alcune vanesse e alcuni bombi che si stanno alimentando su questo corbezzolo. È una pianta mediterranea, sempre verde, il cui nettare contiene, oltre a sostanze zuccherine, altre sostanze che hanno un effetto antiparassitario. Un nettare fatto dal corbezzolo che contiene una sostanza che inibisce lo sviluppo dei parassiti del bombo. Quindi sembra proprio che come ricompensa il fiore dia una sorta di medicina, di farmaco, oltre ovviamente al nettare zuccherino che è il nutrimento per il bombo. Uno studio analogo è stato fatto su una pianta del genere Clusia, originaria del Sud America, dove si è visto che i fiori producono delle sostanze con attività antibatterica. Producono una resina che contiene queste sostanze antibatteriche. Questa resina viene raccolta dalle api e viene utilizzata per costruire il nido. Tuttavia sembra proprio che sia anche questa sostanza una forma di ricompensa per l'impollinatore. Ciao da Pollination e dalla Casa delle Farfalle di Bordano. Cosa c'è da ridere? E fin qua andava anche bene, no? Sì, è solo che io sto facendo dei gesti inconsulti, ma tu ci metterai qualcosa sopra. Una pezza? Mm-mm.